Amici bellini, allora mi sono svegliato di proposito proprio per ascoltare, perché gli amici abbonati subito mi hanno detto occhio si parla di nuovo, e quindi ci siamo ascoltati questa cosa. Faccio della molta difficoltà a trascrivere tutto quello che si dice, perché si salta di palo in frasca, di palco in brasca. Cominciamo. Allora, chi è? Gennaro Vecchione, per esempio, benvenuto, quanto siete belli, siamo arrivati quasi a 12.900, una cosa del genere. Iscrivetevi al canale che raggiungiamo vette impensabili, cose incredibili, siete straordinari, la mia community è la più bella che ci sia nel mondo, la mia community che lascia i like, la mia community che capisce quando io faccio degli appunti, non è che protesto, non dico parolacce, proprio il contrario, non dico parolacce nei confronti della società, ma alle volte faccio dei piccoli appunti di certe cose che si potrebbero fare a mio avviso meglio, e quindi ci ritroviamo di fronte ad ascoltare altre dichiarazioni ufficiali. C'è stato per questo 130ennale del mattino questo incontro con De Laurentiis, con Marotta e con Iervolino, e quindi si è parlato un pochino della situazione del calcio, si è parlato in generale del calcio italiano, e mi sono scritto un po' di cose. È più difficile riportare le dichiarazioni di De Laurentiis alla lettera, perché ad ogni domanda lui apre continue parentesi, non le chiude mai, e non si capisce poi qual è la risposta vera e propria, perché allarga sempre il discorso e risulta sempre un po' confuso, ed è difficile per me scrivere in diretta tutto quello che ha scritto. Però possiamo riassumere che ADL parla delle mafie prima di tutto, quindi è tutto difficile perché in Italia ci sono le mafie. Alla stessa domanda Marotta invece parla di organizzazione, ci ricorda che nel 2000 c'erano dei mecenati, che quando si arrivava magari a squadre indebitate firmavano l'assegno, Moratti, Berlusconi, così, e riappianavano le cose, ma era un'Italia che aveva grosso appeal, i giocatori più importanti venivano da noi, si pagavano grandi stipendi, eccetera eccetera. Le cose invece sono cambiate, mentre Iervolino pare già aver capito alcune dinamiche in brevissimo tempo. C'è un momento in cui gli dice che il calcio va visto in 5 punti fondamentali, e me li sono scritti. Il calcio c'ha una parte industriale, c'ha una parte calcistica vera e propria, c'ha una parte di intrattenimento, la parte che riguarda i media e poi la parte che riguarda l'ospitalità. Questi sono i 5 punti che almeno sulla carta, in teoria, Iervolino ha capito che sono importanti per portare avanti un progetto serio per una società di calcio. E quindi industriale, devi stare attento ai conti, eccetera eccetera, calcistica nel senso che devi portare poi dei risultati sul campo, devi avere i giocatori forti, altrimenti, perché quello, quando arriva Sabatini benissimo, ma poi rivoluzionano la squadra e arrivano alla salvezza. L'intrattenimento, quindi capire che noi facciamo uno spettacolo per i tifosi, i media, perché i media ti devono rispettare, ti devono considerare, e poi l'ospitalità, che può significare avere uno stadio confortevole, che può significare sempre il rapporto con i tifosi, essere, insomma, allargare gli orizzonti, eccetera eccetera. Quindi Iervolino mi sembra molto molto sul pezzo. Però poi dice una cosa Iervolino che mi spaventa un pochino, dice che le piccole, per come è strutturato il calcio italiano, che è fatturato, e grossa parte del fatturato poi dipende dalle televisioni e dai diritti televisivi, quindi non dipende dalle società. Le piccole dipendono dalle grandi, quindi per le piccole è importante che le grandi facciano bene. Questa è una cosa pericolosissima, perché vuol dire che non c'è poi un'effettiva competizione a volerle battere, a volerle mettere in difficoltà. Nella partita singola è chiaro, i giocatori non pensano a tutto questo, i giocatori della Salernitana entrano in campo e vogliono battere la Juventus, il Milan, l'Inter e il Napoli. Però poi all'interno poi dei palazzi le squadre pensano no, queste 3 squadre qua per esempio devono essere fortissime, devono andare bene, così tutto il campionato italiano ha più appeal all'estero. Questa è una cosa, secondo me, un passaggio importantissimo su cui dobbiamo tutti riflettere. Dopodiché si parla dello stadio.
la certezza di chi frequenta. De Laurentiis dice: io lo faccio allo stadio, li spendo 100 milioni, e siamo alle solite, lo dici sempre, non lo fai mai, però io devo avere la certezza di chi lo frequenta, e parla della Thatcher, parla di quanto poi l'Inghilterra è stata col pugno duro per togliere gli hooligan dalle cose, ed è giusto, perché molti di questi provvedimenti devono partire dal governo, e lì ci troviamo, non c'è proprio dubbio. E poi ritorna il fatto del progetto dei 40.000, dei magistris populista, dice De Laurentiis, voleva più posti e quindi non l'ha considerato, eccetera eccetera. Però poi si mescola tutto, perché queste sono frasi che abbiamo già sentito, e tra le frasi che abbiamo già sentito ritorna sempre alle magliette in tabaccheria e dice sempre quella cosa che però cambia sempre il prezzo. Io lì sono inamovibile De Laurentiis, perché ci sono le ricostruzioni con i numeri fatti bene. C'è quell'articolo del Napolista, se il Napolista dice qualcosa di sbagliato, De Laurentiis deve andare, deve smentire, deve far togliere quell'articolo dal web, perché De Laurentiis dice che lui ha speso 37 milioni suoi, mentre sul Napolista sta scritto chiaramente che alla fine De Laurentiis, in tutta quella diatriba Gaucci eccetera eccetera, lui lo compra per 31 milioni e 250 mila euro. Ok, 31 milioni, non 37. Voi dite: vabbè, ma che differenza c'è? Niente di meno. 6 milioni sono un anno di Koulibaly, che forse perdiamo perché gli offriamo 3 milioni all'anno. Sono 3 anni di Mertens, 6 milioni. Che scherziamo, quindi si cambia tutto. Questi 31 milioni sarebbero poi diventati 46 in caso che la fallimentare, insomma chi si stava occupando del caso Napoli, avesse poi accettato di far ripartire il Napoli dalla B, che era una condizione che Gaucci voleva. Ci pare, poteva capitarci Gaucci. Intanto Gaucci stava rilevando il Napoli dalla fallimentare e voleva ripartire dalla Serie B. Questa è una cosa importantissima che nessuno ricorda. Invece De Laurentiis accettava di ripartire dalla Serie C, in caso contrario sarebbe costato 46 milioni, ma poi ottenne un altro sconto perché c'erano altre problematiche. Insomma, la cifra finale, signori miei e signore mie, è di 29 milioni di euro e 250 mila euro. Quindi non sono 37, e la differenza tra 37 e 29 fa la differenza in parecchie vite nostre, magari per loro no. Però essendo De Laurentiis un piccolo imprenditore, di Ervolino c'ha miliardi e miliardi più di De Laurentiis, non parliamo di Commisso, non parliamo di Patrizzi, fanno la differenza sti milioni. Ma comunque andiamo avanti. Il punto fondamentale che io contesto a De Laurentiis è che lui dice: chi è al comando è vecchio, non conosce i giovani si scocciano di vedere il calcio, eccetera eccetera. Per me invece è facilissimo, io conosco i giovani, ho i nipotini da tutte le parti. E poi mentre dice questa cosa qua, per esempio il calcio femminile, adesso fate il calcio, si parla tanto del calcio femminile e lo paragona alla Formula 3. Non è possibile, non è così, non può essere così. E tu che vieni dal cinema, dalla comunicazione, poi ragazzi, questo non è che fa cinema, non è un regista che conosce come parlare, è un produttore. È stato un produttore, non lo so se lo fa ancora, lo fa poco, eccetera eccetera, ma questa storia che lui viene dal cinema e quindi dovrebbe essere bravo nella comunicazione e capire, non funziona, ma lo diciamo chiaramente. Quindi non puoi paragonare il calcio femminile, che è uno show completamente nuovo ed è un prodotto che esula anche forse dal calcio, si gioca lo stesso sport ma è un concetto completamente diverso, alla Formula 1, Formula 3, perché Formula 1, Formula 3 al massimo potresti paragonarlo alla Serie A o alla Champions League con una Serie C al massimo, ma nemmeno si può fare, perché se la mia squadra è in Serie C, io la Serie C me la guardo e a me interessa. È chiaro, no? La Formula 3 magari non se la guarda nessuno e serve per i piloti per crescere e arrivare alla Formula 1. Lo capite che poi quando si fanno gli esempi e i paragoni devono essere omogenei, altrimenti non significano niente. E quindi, se il calcio è vecchio, De Laurentiis, se tu mi dici a Capodimonte sono stati chiamati dei manager stranieri, adesso Capodimonte funziona benissimo ed è un'eccellenza napoletana, è là, amico mio, amico di tutti, dai, fallo per il Napoli, delega qualcosina, prendi 2 manager straordinari dall'estero, evidentemente, se sono più bravi di noi, delega alcune organizzazioni. Per esempio, per me i social del Napoli potrebbero funzionare meglio, il canale YouTube che non funziona, le emoticon che non ci sono, TikTok lo vogliamo fare, prendi il miglior manager americano, straniero, da Los Angeles che li conosci tu,
e mettili a capo del Napoli e l'organizzazione e vediamo di diventare un'eccellenza anche lì. Non gongoliamoci dei 3 milioni di tifosi, perché 3 milioni nemmeno un giocatore, il più scarso del Paris Saint-Germain c'ha 3 milioni di followers su Instagram. Fallo, ce l'hai come idea visionaria, benissimo, fallo anche tu, invece di doverti occupare tu di tutto, che non è umanamente possibile, quindi non ti do nemmeno colpe sotto questo punto di vista. Delega, chiama prendi un direttore così, prendi altre figure così, delega un pochino e vedi che con queste eccellenze il Napoli può fare qualcosa in più e può crescere. Che poi questo sia garanzia di vittoria? Assolutamente no, perché sappiamo che per vincere servono molte altre cose, molte altre congiunture astrali che si devono unire, eccetera eccetera. Però quando capita l'occasione si può far meglio e farsi trovare più pronti. Mi si parla sempre il Napoli però ha vinto nel 2018, eccetera eccetera, e io con questo voglio concludere. Se il Napoli all'epoca fu vessato da arbitraggi particolari a favore della Juve, a sfavore del Napoli, eccetera eccetera, riflettete su questa stagione qui, dove il Milan anche è stato, non dico vessato, ma insomma su qualche cosa hanno protestato, poi su altre gli è andata anche bene, diciamole come sta, ma ad un certo punto, quando si trattava di dare l'accelerata finale, Maldini è sceso in campo, lo ha detto come si deve e il Milan non ha avuto più torti arbitrali, anzi, perché se noi vogliamo fare le pulci, quel rigore Tomori Osimhen resta negli annali. Quindi se il Napoli quello scudetto nel 2018 non l'ha vinto è anche perché probabilmente non c'era una figura come Maldini che poteva dire le cose giuste al momento giusto. Oggi De Laurentiis in questo incontro pubblico non fa altro che dire Gravina non ha fatto nulla in 3 anni. Arriva subito la risposta di Gravina, che è proprio così, e secondo voi questo ci fa bene? A differenza di quanto afferma De Laurentiis, mi concentro sulle cose da fare per il bene del calcio italiano, ha esordito Gravina. Da quando sono in FIGC abbiamo raggiunto risultati importanti sia in campo che fuori. In qualità di presidente federale non posso accettare che si inveisca in maniera irrispettosa verso istituzioni quali governo, UEFA e FIGC. Lo invito a proporre qualcosa di serio e concreto per contribuire anche lui allo sviluppo del nostro mondo, ma d'altronde, come diceva Totò, ognuno ha la faccia che ha, ma qualche volta si esagera. Parole di Gravina che leggo testuali da Calcio e Finanza. La comunicazione. De Laurentiis, credi che con oggi tu hai aperto ad un Napoli che verrà più rispettato dal calcio, dalle istituzioni del calcio, oppure se hanno l'occasione un rigore magari te lo tolgono, oppure sai, nel dubbio favoriscono una delle altre squadre che stanno lì? Questa è una domanda che lascio ai posteri. Ragazzi, io chiudo qui perché voglio fare uscire questo video. Molto di più si è affrontato nella trasmissione con Silver Mele, c'era Italia Mele su Canale 8, se volete andarvela a recuperare si è parlato tantissimo, si è parlato di Koulibaly, della situazione di Mertens, si è parlato del caso dei portieri, è tutto molto interessante. Fare nomi di mercato adesso è inutile finché non si vendono dei giocatori, finché non perdiamo dei giocatori, secondo me è inutile fare dei nomi in entrata, perché si parla di Bernardeschi, si parla di varie situazioni, è inutile. Andiamo con calma, con prudenza, sappiamo dove si può migliorare, sappiamo dove si deve migliorare e sappiamo quello che perdiamo se perdiamo un giocatore come Mertens e un giocatore come Koulibaly da New York. Valerio Fluido è tutto, è uscito pure un po' di bicarbonapoli, ma capita, voi mi perdonerete e lasciate il like alla fine che vi siete dimenticati prima. Ciao, sono Saveria Solida. Se arriviamo a 15.000 iscritti su YouTube è una cosa di cortesia, ma secondo me dovreste seguirlo anche su Instagram, @ValerioFluido. Fa tutte queste cose, credi? Sei iscritto pure a TikTok? Prendi più, dai, basta, sei cringe. Quante cose.